Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Omicidio di Portogruaro, condannati all'ergastolo i due giovani marocchini accusati della barbara uccisione di Marcella Boraso nel 2020. Omicidio di Portogruaro, ergastolo per entrambi gli imputati. La Corte d'Assise di Udine ha condannato al massimo della pena i due giovani marocchini, Wail Boulayed di 22 anni e Mohamed Rabi di 23, accusati dell'omicidio di Marcella Boraso, uccisa nella sua casa di Portogruaro la notte tra il 21 e il 22 luglio del 2020. Il verdetto è stato pronunciato dopo 4 ore di Camera di Consiglio alle 23 di ieri. Il presidente Paolo Alessio Verni, il giudice a latere Paolo Milocco e i 6 giudici popolari si erano ritirati per la decisione poco prima delle 19. È stata dunque confermata la richiesta del PM di Pordenone Carmelo Barbaro per Rabi, mentre la Corte è stata più severa per Boulayed, per il quale la pubblica accusa aveva chiesto 30 anni di carcere, nonostante abbia lui stesso confessato gli atti più efferati per la collaborazione e il comportamento processuale. I giudici hanno ritenuto le aggravanti prevalenti sulle attenuanti generiche e hanno disposto che il risarcimento alla parte civile, rappresentata dall'avvocato Lorenzo Favero, sarà deciso in sede civile. Quello avvenuto nel condominio di Via della Croce Rossa a Portogruaro è stato un delitto particolarmente efferato. La donna fu prima seviziata con un coltello e poi uccisa in bagno a colpi di martello. Dopo l'omicidio, l'appartamento della donna, dal quale furono rubati alcuni oggetti, fu dato alle fiamme. A scoprire il corpo di Marcella Boraso furono i vigili del fuoco chiamati dai vicini di casa. Il difensore di Boulayed, Igor Zornetta, aveva chiesto il minimo della pena. Per Rabi, che si è sempre detto estraneo all'uccisione, gli avvocati Gaetano Vinci e Igor Visentin avevano chiesto l'assoluzione e, in subordine, la derubricazione dell'omicidio in favoreggiamento personale. Scendono i casi di Covid in Italia, meno 27%, e in Friuli Venezia Giulia, meno 26,8%, ma si riducono notevolmente anche i tamponi effettuati, meno 23,6%. Quanto emerge dall'ultimo monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe nella settimana dal 4 al 10 maggio. Se a livello nazionale diminuiscono anche i decessi, i ricoveri in ospedale, la nostra regione migliora l'occupazione dei posti letto Covid nelle aree mediche, ora al 12,6%, mentre peggiora nelle terapie intensive, 4,6%. In Friuli Venezia Giulia migliora il numero di casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, sono 1.956, il numero di nuovi contagi nell'ultima settimana rispetto alla precedente cala in tutti i capoluoghi di regione, con percentuali che vanno dal meno 22 al meno 30%. La Fondazione Gimbe sottolinea quelle che definisce inaccettabili disuguaglianze regionali sulle coperture con le quarte dosi, dimostrano, afferma il presidente Nino Cartabellotta, che le strategie di chiamata attiva sono molto più efficaci della prenotazione volontaria. Tuttavia la lentezza con cui procedono le somministrazioni è spia di una serpeggiante situazione vaccinale, spesso alimentata da discutibili consigli sanitari che invitano ad aspettare l'autunno per effettuare l'ulteriore richiamo con vaccini aggiornati, conclude Cartabellotta. Una scivolata o un malore potrebbero essere la causa dell'incidente mortale che ha coinvolto Dario Screm, pescatore tarvisiano ritrovato privo di vita questa notte a Coccau. Le ricerche del sessantenne sono scattate ieri sera alle 23:30, quando i familiari hanno contattato i carabinieri di Pontebba, avvertendoli del mancato rientro dell'uomo da un pomeriggio che l'uomo aveva trascorrere in mezzo alla natura, alle sue montagne, nelle vicinanze del ponte del torrente Slizza. Dopo l'allarme, sul luogo indicato dai parenti, si sono dirette le squadre del soccorso alpino di Cave del Predi, della Guardia di Finanza e del Vigili del Fuoco del Tarvisiano. È stata trovata in pochi minuti l'auto di Dario Screm, poi intorno all'1 di notte anche la salma individuata da 2 forristi proprio nelle acque del torrente Slizza. Per recuperare il corpo, una volta adagiato nella barella, è stato allestito con le corde un sistema di paranchi per issarlo per un centinaio di metri fino a bordo strada. L'intervento si è concluso alle 3:30 di questa mattina. Sono 800.000 i cittadini del Friuli Venezia Giulia che nello stipendio o nella pensione di luglio riceveranno una tantum di 200 euro. Si tratta del contributo anti-inflazione stabilito dal governo. Gradita sorpresa nella chi ha un reddito inferiore ai 35.000 euro lordi e il bonus da 200 euro, misura una tantum introdotta dal governo con il decreto aiuti.
Il contributo anti-inflazione è destinato a dipendenti, pensionati, disoccupati, a chi percepisce reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, collaboratori domestici e agli autonomi. È previsto praticamente la concessione del bonus esclusivamente a dei soggetti che abbiano una posizione previdenziale aperta. Quindi c'è il problema per esempio di chi ha l'assegno sociale, c'è il problema delle invalidità civili, c'è il problema dei disoccupati che non hanno la NASPI o la DISCOL, che non hanno un trattamento di disoccupazione previdenziale. Nella maggior parte dei casi arriva direttamente in busta paga. Assolutamente sì, praticamente sarà erogata con un automatismo a cura dell'INPS. C'è qualche problemino rispetto alle colfe badanti, resta aperto il discorso degli autonomi, qua interverrà un decreto ministeriale che disciplinerà un attimino le modalità di erogazione, insomma, tenendo presente comunque che si tratta di reddito lordo che se mi viene erogato a luglio come è previsto il bonus e poi in sede di conguaglio vado sopra il limite, purtroppo dovrò restituire qualcosa, ma speriamo di no. I genitori che scelgono di aderire per i propri figli all'insegnamento della lingua e della cultura friulana a scuola è in crescita costante, dato che va letto anche nella luce di un ulteriore aspetto tutt'altro che relativo alla flessione degli iscritti. A sottolinearlo il presidente dell'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, Eros Cesirino, commentando i dati diffusi dell'ufficio scolastico regionale. Garantire l'apprendimento della lingua è uno dei 3 macro obiettivi del piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025, approvato dalla regione su proposta dell'Arlef. Nel caso della scuola dell'infanzia e della primaria, gli alunni sono passati dai 39.267 dell'anno scolastico 2019-2020 ai 33.393 del 2021-2022. Se nel 2019-2020 si attestava al 76%, nell'anno in corso si parla dell'80% di bambine e bambini che studieranno marilenghe a scuola. Nella secondaria di primo grado, dove le adesioni 2 anni fa si attestavano al 45%, si è passati al 50%. È stata inaugurata ieri nella chiesa di San Francesco a Udine la 18ª edizione di Vicino Lontano, con come ospite il direttore di Limes Lucio Caracciolo. Al centro del dibattito la situazione in Ucraina, le nuove relazioni geopolitiche in Europa e nel mondo, ricco il calendario di eventi di Vicino Lontano 2022, che porterà nella giornata di oggi altri 5 appuntamenti tra Loggia del Leonello, Chiesa di San Francesco e Auditorium Sgorlon. Sabato invece il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà la consegna del premio Terzani al vincitore di quest'anno, lo scrittore Colum McCann. Un 2022 che si preannuncia con numeri record e fondi ingenti del PNRR con lo sviluppo delle attività di retroporto. Una crescita imponente dei contenitori di quasi il 30% rispetto al 2019, epoca pre-Covid, e numeri che fanno sperare in un 2022 record per il porto di Trieste e Monfalcone. Il presidente dell'Authority Zeno D'Agostino non nasconde la soddisfazione. E poi il Covid ha portato a un aumento della domanda perché fondamentalmente aumentano le scorte, questo è il vero tema, aumentano le scorte a livello globale, quindi oggi vediamo più merci muoversi rispetto al passato. E in quest'ottica di sviluppo l'autorità portuale ha fatto incenta di risorse del PNRR. Abbiamo investimenti nel porto, ma secondo me la vera soddisfazione viene da quello che sta succedendo fuori dai porti, nel senso abbiamo localizzazioni industriali, abbiamo nuove infrastrutture logistiche, sviluppi anche che avremo su Cervignano, quindi insomma secondo me è un po'... I porti in questo momento sono trainati da tutta una serie di fenomeni che stanno accadendo fuori dai porti, su cui tra l'altro siamo comunque noi protagonisti, quindi è lì su cui sto ponendo la maggiore attenzione in questo momento. Arrivano da tutta Italia ma anche da Austria, Slovenia e Svizzera i 100 Golden Retriever che raggiungeranno nel weekend Lignano Sabbiadoro. Sfileranno sabato nelle vie del centro e poi raggiungeranno Terrazza Mare per cena. Oltre da tutta Italia arriveranno anche da Svizzera, Austria e Slovenia. Sono tutti Golden Retriever che raggiungeranno Lignano Sabbiadoro sabato 14 maggio per il raduno dedicato alla razza canina di origine scozzese. Quasi un centinaio in arrivo nella località balneare, anche attori e influencer come il romano Flender, protagonista del film uscito al cinema nel 2021 Tutti per Uma, e Otto da Torino, star di TikTok. Ho fatto tutto per un gioco perché ho sempre sognato di trovarmi in mezzo a 100 dorati a Sabbiadoro, giustamente, e ho pensato di ideare dopo il Covid, dopo 2 anni purtroppo di stop di tutto, questa iniziativa.
e ne ho raccolti 76. Forse qualcuno si aggiungerà all'ultimo momento, possiamo ambire ancora a 100. Tra i protagonisti c'è Flipper, che ci presenti. Flipper è il mio cagnolone ed è grazie a lui che ho ideato tutto questo. E qui poi abbiamo Blake, che è sempre un amichetto di Flipper, di Lignano Sabbiadoro anche lui, quindi loro giocano in casa. E anche loro sono di Lignano in realtà, perché sono due femminucce e sono Viola e Zoe. Abbiamo una sfilata in centro a Lignano Sabbiadoro verso le 17 sabato, quindi potrete vedere queste code dorate tutte insieme. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha ospitato l'ultima lezione di storia del corpo. Con il corpo da mostrare, conferenza tenuta da Alberto Mario Banti, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa. Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine si è concluso il ciclo di lezioni sulla storia del corpo, rassegna ideata dagli editori La Terza in collaborazione con Fondazione del Giovanni da Udine. Cosa rende un corpo eroico, oppure divino, o ancora degno di essere umiliato o mostrato? Tutti i temi che da febbraio hanno tenuto banco nelle domeniche mattina e sempre sul palcoscenico del Teatro, affidati ad alcuni fra i migliori storici italiani. Alberto Mario Banti ha pubblicato fra altri per La Terza Il Risorgimento italiano nel 2004, Le questioni dell'età contemporanea nel 2010, Sublime Madre Nostra, La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo nel 2011, Eros e virtù aristocratiche e borghesi da Watteau a Manet nel 2016, Wonderland, La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd nel 2017 e nel 2020 La democrazia dei followers, neoliberismo e cultura di massa. Dalla lezione tenuta al Teatrone scaturisce come il corpo sia capace di parlare, testimoniato da secoli di storia con classiche rappresentazioni comprendenti lo sviluppo della moda e della cosmetica, la cura della fisicità, nonché l'appezzamento di una pelle tatuata. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità in giro per vivere con i protagonisti l'attesa del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Grazie per l'attenzione e buona giornata.